Sesta corsa condizionata per discreti 3 anni. Sono in 9 al via. 1 Brigidella, Roberto Vecchione, 2 Benedetta Jet, Antonio Di Nardo, 3 Bella Stella, Sandro Capenti, 4 Bea del Ronco, Francesco Tufano, 5 Belize Jet, Lorenzo Baldi, 6 Brigante Stecca, Alessandro Gocciadoro. In seconda fila 7 Bruno Ska, Marco Stefani, 8 Batic delle Badie, Roberto Andreghetti, 9 Brivido del Pino, Paolo Leoni. Ha un po' tardato Brivido del Pino. Stacco della macchina, veloce, Bella Stella, riesce a scavalcare Benedetta Getta, ma al largo c'è Bea del Ronco. Curva con l'errore dell'allieva di Sandro Capenti, quindi passa Bea del Ronco in vantaggio, 3, rompe Bella anche Stella, Brigidella. Squalificato. E quindi Belize Jet che si sistema in seconda posizione davanti a Benedetta Jet, mentre è al largo Brigante Stecca. Senza posto alla corda, ma Bea del Ronco la mette sul ritmo dopo il 14,3 dei primi 200 metri. L'allieva di Francesco Tufano arriva al paletto dei 400 in 29,6. Quindi Brigante Stecca se la deve fare di fuori. Ora affianca Belize Jet, poi vediamo Benedetta Jet davanti a Batic delle Badie. Intanto 600 metri in 45,4, passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio la figlia di Julius Del Ronco che conduce sulla pariglia formata da Belize Jet e Brigante Stecca, poi Benedetta Jet che lascia la corda in anticipo su Batic delle Badie, guadagna una posizione interna a Bruno Ska. Il giro in 1 minuto e 1 decimo con sempre in vantaggio Bea Del Ronco con di fianco Brigante Stecca. Poi vediamo all'esterno Benedetta Jet seguita da Batic delle Badie, il chilometro è andato via in 1,15 scarso, sempre Belize Jet seconda la corda davanti a Bruno Ska. Ancora sicura al comando Bea del Ronco con ancora tonico però all'esterno il Sauro Brigante Stecca, retta di là passata in 14,7, si è lanciato in terza ruota Batic delle Badie che persevera nonostante la terza ruota, poi comunque si getta però di galoppo ai 250 numero 8, finali. Batic delle Ultima curva Badie, passata in squalificato. 15,2, sono tutti un po' stanchi, in vantaggio ancora Bea del Ronco, ma vediamo scattare come una molla Benedetta Jet ed è Benedetta Jet che viene a vincere nettamente davanti a Brigante Stecca, poi terzo forse al largo Bruno Ska. Vittoria quindi per Benedetta Jet, la figlia di Marajà, con Antonio Di Nardo che ha sprintato a centropista. Per il signor Antonio Savaresi il training è quello di Gennaro Casillo. Dopo aver seguito in pariglia il numero 6 di Brigante Stecca, comunque autore di buon percorso al largo e che finisce ancora secondo, viene a vincere nettamente Benedetta Jet davanti al Sauro di Alessandro Gocciadoro, mentre rivediamo la lotta per il terzo posto, probabilmente l'altro Sauro Bruno Ska con Marco Stefani alla meglio, e così è, Bruno Ska coglie il terzo davanti a Belize Jet. La quota in chiusura per Benedetta Jet 5,93.